Allora, cari telespettatori, ben ritornati anche quest'oggi. Questa volta ci dedichiamo allo sport agonistico, ma anche amatoriale. Insomma, daremo due parole, visto in collegamento anche con i precedenti servizi del nostro TG. E lo facciamo qui con noi, abbiamo il piacere anche di avere in studio il presidente USA ACLI Padova, grazie di essere qui con noi, Enrico Boni, ma è anche vicepresidente del CONI Veneto, quindi è una competenza bella estesa, non solo sul territorio ma anche a livello regionale. Allora, stato dell'arte, lo sport non sta ridendo, a parte i mondiali, Cortina, eccetera, come sta vedendo la situazione? Una domanda non facile, la stiamo vedendo in attesa, nel senso che noi nel mondo dello sport abbiamo fatto tutto il possibile per essere sempre pronti a fare l'attività in maniera corretta, in maniera sicura, e siamo sicuramente pronti a partire al 100%. Attendiamo che ce lo facciano fare. Alcune situazioni ci sono di attività che possono essere portate avanti, ma non sono sicuramente sufficienti perché il mondo dello sport possa vivere. Presidente, quali sono, per far chiarezza, perché veramente districarsi tra tutte le FAC, i DPCM, questo prima, questo dopo, cioè sono stati 3.000 rimessolamenti e mi rendo conto che effettivamente le persone non riescono più ad avere il punto della situazione. È difficile starci dietro, difficiletto. Che cosa si può fare? Sì, è sicuramente difficile. Cosa si può fare? Beh, lasciando le cose ovvie, l'attività all'aperto, le passeggiate all'aperto, l'attività individuale, anche gli allenamenti all'aperto, quelli di fatto non sono mai stati bloccati, ovviamente sempre nel rispetto del distanziamento e delle regole. Poi è stato chiarito anche nell'ultimo DPCM, quello che scadrà a marzo, che le attività che prevedono campionati, quindi attività agonistiche, possono essere svolte facendo fare gli allenamenti a quegli atleti agonisti che allenamenti agli atleti agonisti. Esatto. Quali sono, e qua mi rivolgo a tanti, cioè cercando di rispondere a tante famiglie che hanno i propri figli iscritti a queste associazioni sportive di vario genere, eccetera, che fanno comunque delle competizioni, fanno dei tornei, eccetera. Quali sono gli agonisti? Come si fa a distinguere tra dilettantismo e agonismo? Beh, allora, in questo caso la norma ha preso tutto a 360 gradi, quindi tutta l'attività che ha delle federazioni, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva. Ognuno ha dovuto, e gli è stato chiesto, indicare quali erano le sue attività con caratteristiche agonistiche e quali di queste avevano in programma attività di campionato o di eventi sportivi nazionali. Fatto questo, quindi io posso dare solo una risposta generale. Ogni federazione, ente o disciplina sportiva associata ha indicato nell'ambito della sua specialità quali erano le attività per cui sono previsti campionati e eventi nazionali e per cui gli atleti agonisti si potevano allenare, perché uno potrebbe anche essere un atleta agonista, ma se non ha un'attività di campionato prevista o programmata, in quel caso lì l'allenamento non c'è. Assolutamente. E ad esempio USA ACLI Padova, che si occupa di che cosa? Quanti agonisti ha, quindi che cosa sta facendo? Noi come Unione Sportiva ACLI Padova abbiamo come attività agonistica su cui abbiamo la possibilità di fare, diciamo, allenamenti. Faccio alcuni esempi: la ginnastica artistica, la ginnastica ritmica. Ho visto anche il servizio prima, le attività anche di Viet Tai Chi, Viet Vo Dao, quindi arti marziali. Questi qui ci sono degli eventi programmati nazionali per cui gli atleti agonisti si possono allenare. Agonisti cosa vuol dire? Che hanno il certificato agonistico, perché poi ogni realtà, ogni federazione, ogni disciplina sportiva, l'attività agonistica cambia l'età di inizio. Per cui io ho alcuni sport dove a 7, 8, 9 anni magari posso già fare il certificato agonistico, altri devo aspettare di avere 10, 11, 12 anni. In genere il limite
è quello degli 11 anni. Di solito prima degli 11 anni non sono agonisti, dopo gli 11 anni viene fatto il certificato medico agonistico che va a contraddistinguere un evento di carattere nazionale. Ecco, però non si sta perdendo una grossa anche opportunità di allenare queste giovani leve che sono fondamentali per gli sport agonistici, soprattutto poi in un contesto che diventa nazionale, poi internazionale e così via. Sappiamo l'importanza che ha lo sport. Se ci sono queste grossissime limitazioni, dove ci sono le limitazioni e poi dove non ci sono, perché lì il Covid non passa, perché ci sono controlli diversi e perché i controlli non possono essere estesi ad altre fasce. Ci spieghi un attimo? Allora, in realtà noi stiamo rischiando di perdere, non dico una generazione di sportivi, ma quasi. Perché già chi faceva attività, abbiamo visto quando abbiamo avuto la possibilità di aprire tra settembre e ottobre, ne è arrivato molti meno. Ne avete avuti meno? Molti meno, potremmo dire con tranquillità, non solo noi come Unione Sportiva Acri, è proprio un ritorno che abbiamo dal mondo dello sport. Già un 50% ha fatto difficoltà ad avvicinarsi. Il 50%, cioè la metà sostanzialmente? La metà. Che non è poco. Non è poco. Si stavano riavvicinando perché dove viene fatta attività sportiva, e questo è un dato che anche il Ministero ne ha preso atto, poi ha deciso di chiudere tutto perché i problemi erano legati ad evitare più lo spostamento della gente che non il fatto di entrare in palestra. Quando hanno incominciato a vedere che per venire in palestra, un po' come oggi qua, arrivi, ti devi sanificare le mani, ti misuri la temperatura, firmi le carte, che tu non sei stato malato, cioè c'è tutta una procedura che prima di poter entrare in palestra che è sicura. Quando hanno incominciato a percepire la sicurezza è stato di nuovo chiuso tutto. Sul più bello. Sul più bello. Quindi il problema grosso sarà quando ripartiamo. Quanti saranno quelli che ritornano effettivamente e quanti saranno quelli che riusciremo a convincere a tornare, perché poi il problema grosso sarà quello lì. Io ho sentito parlare tanto, no? Ci sono stati i ristori, gli aiuti, tutto bello, tutto bene, ma l'aiuto più grande sarà dare sicurezza alla gente. Ecco, io sto pensando, come prima le chiedevano, il discorso anche della giovane età, perché ci sono degli atleti estremamente giovani che però entrano già negli allenamenti prima dell'età in cui lei ha detto che viene profilata per legge, insomma, come legittima, però se non si allenano prima, se prima non sono tenuti sotto, tra virgolette, sotto un certo tipo di pressione anche agonistica, poi è difficile che improvvisamente tornino in auge, no? Quindi si rischia di perdere una generazione, ma è un rischio realmente effettivo, e per certi sport, tipo quelli in acqua, che coinvolgono anche ragazzini estremamente giovani oppure persone che hanno una certa età ma che necessitano gli allenamenti, cosa è lecito fare? Ma sport in acqua, ma non solo, è lecito. Ho fatto un esempio perché mi viene adesso in mente. Ma è giusto, ma è lecito come per tutti gli sport decidere di riaprire allo sport, agli impianti sportivi, e quindi gli impianti sportivi tutti, facendo magari anche qualche controllo in più, però i controlli che ci sono stati, come dicevo prima, hanno dimostrato la sicurezza che c'è, e quindi dare la possibilità alla gente di tornare a fare attività. E il percorso più importante è quello di far capire a tutti: tu vieni da noi che sei al sicuro, perché anche in piscina, quando c'è stata la possibilità di andare a fare l'attività, non è facile arrivare in acqua, cioè prima di arrivare in acqua hai tutta una serie di passaggi e di controlli anche lì che sono veramente di grande sicurezza. I numeri sono comunque ridotti. Ma allora perché secondo lei si è arrivato a questo provvedimento? Della chiusura? Chiusura totale, sì, di strutture che poi si erano anche attrezzate per colpa di pochi, come si chiacchierava prima fuori onda, che hanno fatto i furbi, e oppure perché così è stato più facile, chiudiamo tutto, nessun problema e via, con situazioni però a cui si assiste di gravissima difficoltà. C'è un settore e più di un comparto che sta rischiando di non aprire più. Allora, praticamente mi ha fatto due domande in una. Allora, la prima domanda è perché? Perché di fatto comunque andare a fare sport negli impianti sportivi vuol dire far muovere e spostare la gente,
e ci si è trovati nella necessità di limitare gli spostamenti. E alla fine una delle soluzioni più facili qual è stata? Quella di blocchiamo tutto e poi il passaggio successivo facciamo fare solo quell'attività che è indispensabile. Sono sfuggite nella necessità, perché poi è stato un momento di necessità, il fatto che poi uno si rischia di perdere una generazione, poi tra queste necessità non rientrano altre attività sportive che sono numeri importanti, che sono appunto i più piccoli, che sono quelli che iniziano a fare il primo incontro con lo sport, e diciamo, i meno giovani, quelli che arrivano, diciamo, ad avvicinarsi alla cosiddetta terza età, no? Perché c'è tutta una fascia di attività che va, mi passi lo slogan, dai 3 ai 90 anni, che in mezzo agli agonisti, ma prima e dopo... Ci sono fasce molto interessanti. Io lo interrompo un attimo, torniamo su questa questione, abbiamo la pubblicità che incombe. Leggo rapidissimamente anche il messaggio che è arrivato nel frattempo, che così dopo diamo anche la risposta a questo messaggio. Un attimo solo. Sono stufo di queste prese in giro da parte del governo. La mia palestra era perfettamente attrezzata, con costi importanti, e poi chiusa. Vergogna. Chi mi ripaga dei costi? Risponderemo anche dopo la pubblicità, tra poco.